Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi giornata nuvolosa, siamo comunque intorno a 10 gradi, c'è un po' di venticello, però si sta relativamente bene. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro senatore spezzino, Stefania Pucciarelli. Sentiamo se la Stefania è già in linea. Ciao a te, ci sei? Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno Senti? Stefania, trovi in questo momento? Sono in treno io. In treno, sempre in movimento da un territorio esatto. all'altro, da Roma alla Spezia. Allora, partiamo subito col dire che oggi, stamattina qua a Genova c'è la questione ex Ilva, ma ne parleremo successivamente col nostro consigliere delegato allo sviluppo economico Alessio Piana. Do una notizia proprio di pochi istanti fa. Scontri tra gli operai scesi in piazza e la polizia a Genova. I mezzi di lavoro dell'ex Ilva hanno sfondato gli alari delle forze dell'ordine che sono stati installati intorno alla sede della prefettura di Genova e in via Roma. Comunque ne parleremo fra poco con Alessio Piana. Invece con Stefania Pucciarelli volevo partire subito con questo caso Presepe, che è stato cancellato a Tursi, l'attività cancellata a Tursi dalla sindaca Silvia Salis. Ecco, c'è stata una sollevazione ovviamente della Lega, poi la Salis ha provato a fare un po' di marcia indietro. Qua si vogliono cancellare le nostre tradizioni, ma si vuole anche cancellare proprio il concetto di uomo, donna e bambino, cioè proprio dopo l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, pensate, primarie di Genova, quindi a bimbi dai 3 anni in su, che la sindaca Salis ha adottato per gli istituti scolastici del capoluogo ligure, adesso c'è un po' questa voglia di cancellare veramente la famiglia, io direi. Ma diciamo di per sé c'è la voglia di cancellare la famiglia, c'è la voglia di cancellare le nostre radici, le nostre tradizioni, poi non si riesce a capire in virtù di che cosa. E quindi è veramente imbarazzante essere amministrati da persone che cercano di annullare chi siamo, e per poi invece aprire a chi fa delle proprie radici, delle proprie tradizioni, quello che è la lotta quotidiana, perché lo vediamo le nostre città oramai con donne sempre più indossare il burqa, e quindi ci arrendiamo nei confronti di questa politica che cerca di danneggiare in modo particolare gli italiani, e quindi non se ne riesce a capire la motivazione e non si riesce a capire dove vogliono arrivare proprio con questa tipologia di politica, e questo preoccupa tutti noi. È molto preoccupante, ma c'è un altro caso che è proprio è venuto di nuovo alla ribalta proprio ieri, è uscita la notizia, quindi cambiamo pagina, però sempre su Genova, è il discorso del taser. Come sapete, la pistola elettrica è stata data in dotazione ai nostri poliziotti, carabinieri finanzieri, e la giunta di centrodestra a Genova aveva già iniziato una sperimentazione che era a buon punto per gli agenti della polizia locale. Poi ovviamente la giunta di centrosinistra ha tolto il taser e anche la polizia locale di Genova è stata un po' delegittimata con questa nuova giunta di centrosinistra. E la notizia qual è? È che sostanzialmente, ricordate, lo scorso agosto un 41enne albanese era stato colpito dalle scariche elettriche del taser che erano state sparate da 2 carabinieri intervenuti esattamente a Genova Manesseno, nella zona di Manesseno, ed era morto. Sono infuriate le polemiche ovviamente, però adesso è uscita fuori
la perizia del medico legale indicato dalla Procura di Genova. Questa perizia è stata depositata in tribunale e cosa è venuto fuori? Leggo testualmente. La morte del 41enne albanese Manesseno deve essere, aperte virgolette, ricondotta a un arresto cardiocircolatorio acuto verificatosi in un quadro multifattoriale caratterizzato da intossicazione acuta da cocaina e da stimolazione elettrica ripetuta mediante arma a conduzione elettrica. Queste le conclusioni della medica legale Isabella Caristo, depositata appunto ieri in tribunale a Genova. Quindi volevo un po' commento da te. Non si muore con il taser, Stefania? O meglio, solo con il taser, sembrerebbe. Esatto, ma fammi aggiungere che su Genova non è che possiamo parlare di una giunta di centro-sinistra. Genova è una giunta di estrema sinistra e come primo atto, indipendentemente dalla motivazione che la sindaca ha adotto relativamente al regolamento che non era ancora stato adottato dalla giunta Bucci, si tratta di capire se lei ha o no intenzioni di far utilizzare questo strumento alla polizia municipale, perché questo non è ancora chiaro. E di fatto quello che abbiamo visto, che l'uso da solo del taser non è stato dimostrato che può portare a morte, è certamente più pericoloso per chi fa uso di sostanza in modo massiccio, qualcosa in più rischia, ma è anche vero che per poter utilizzare il taser c'è tutta una procedura che non è che viene usato nell'immediato, vengono effettuati più richiami e per più volte viene annunciato il possibile utilizzo di questo strumento prima che la persona venga fermata attraverso questo. Quindi c'è tutta la possibilità di fermarsi, di calmarsi prima che le scariche colpiscano. Quindi è una garanzia di sicurezza per tutti i cittadini, perché quando viene utilizzato quasi sicuramente queste persone sono state riscontrate estremamente pericolose per la collettività. Esattamente quello che è successo a Genova Manesseno, perché i carabinieri sono stati chiamati dai sanitari del 118 per calmare questo esagitato che appariva, quantomeno secondo la prima ricostruzione dei fatti, e l'hanno richiamato più volte, sembrava che si fosse effettivamente calmato eccetera, poi si è scagliato, si sarebbe, secondo appunto la prima ricostruzione dei fatti, scagliato contro i militari e soltanto a quel punto per difendersi hanno estratto il taser e lo hanno colpito. Adesso è venuto fuori che secondo la medica legale Isabella Caristo, ribadisco, della Procura di Genova, l'esagitato albanese aveva questa intossicazione acuta da cocaina. Va bene, allora purtroppo adesso il tempo stringe, dobbiamo passare al nostro secondo ospite, ti dobbiamo salutare, ma torneremo soltanto il nostro certamente Stefania Pucciarelli, perché lei sta lavorando moltissimo e ci sono tanti altri argomenti da discutere. Intanto se non ci sentiamo prima di Natale, spero comunque ti voglio fare gli auguri a te e a tutta la tua famiglia e ti auguro anche un buon lavoro sul territorio. Grazie, tanti auguri di buon Natale a tutte le famiglie, perché se lo meritano veramente, in modo particolare in questo periodo. E famiglie con il presepe, io guarda, bravissimo, fatto, lo farò l'8 dicembre a casa. Tu l'hai già fatto? Bravissimo. Io ho già fatto gli addobbi natalizi a casa con tanto di presepe, ma li ho fatti anche addirittura nello studio a Roma con tanto di presepe presente. Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Stefania. Grazie, altrettanto buona giornata. Grazie ancora al nostro senatore spezzino Stefania Pucciarelli e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere regionale allo sviluppo, delegato allo sviluppo economico, Alessio
piana. Intanto volevo dire che anche noi qua in Lega, in Regione Liguria, abbiamo fatto il presepe, tanto per non farci mancare niente, e so che anche i consiglieri municipali dei vari municipi genovesi hanno cominciato ad allestire i presepi in risposta a questa cancellazione del presepe a Palazzo Curzi, sede del comune di Genova. Sentiamo se abbiamo Alessio. Ci sei, Alessio? Eccoci Fabrizio, buongiorno a te e a tutti coloro che sono in ascolto. Buongiorno a te. Innanzitutto ti vogliamo ringraziare perché so che è una giornata molto impegnativa per te, e c'è stata anche giunta regionale questa mattina e stai seguendo, oramai lo segui da tanti anni, la questione dell'ex Ilva, sei super esperto in questa materia. Dicevo in apertura la notizia che sono stati sondati gli alari della polizia attorno alla sede della prefettura di Genova in via Roma, corteo in piazza di protesta degli operai, non soltanto dell'Ilva ma tutti i metalmeccanici di Genova. Questa mattina alle 8 erano già schierati una ventina di veicoli blindati della polizia, decine di agenti. Com'è la situazione, Alessio? La situazione è oggettivamente tesa, io mi trovo proprio qui in prefettura in questo momento. Logicamente se ciò che è avvenuto si fermerà qui, e se da parte dei manifestanti verrà dato un segnale di distensione e non si andrà oltre la protesta che in qualche momento in questa ultima fase del corteo oggettivamente ha superato il limite, perché sfondare delle barriere, lanciare lacrimogeni e lanciare bottiglie e uova, va un po' oltre il mio concetto di protesta civile democratica. Può essere che una rappresentanza dei lavoratori sia ricevuta dagli uffici del governo, dalla prefettura. Noi ci siamo messi a disposizione come amministrazione regionale qualora fosse ritenuta utile e opportuna la nostra presenza. Molto, come dicevo, dipenderà da come si evolverà la manifestazione, come continuerà l'azione del presidio. Noi ci siamo sempre mossi a fianco dei lavoratori, abbiamo cercato di avanzare delle proposte puntuali alla struttura commissariale di Acciaierie d'Italia e al ministro Urso, e continueremo in questo lavoro di dialogo. Domani il presidente Bucci sarà a Roma proprio per incontrare il ministro, e quindi andiamo avanti su questa linea. Tra l'altro presidente Bucci, che anche lui è andato in mezzo ai lavoratori a Cornigliano, che ricordiamo sono giorni anche di notte protestano, hanno bloccato sostanzialmente la delegazione del ponente genovese, e ha parlato con loro indicando delle soluzioni concrete per l'ex Ilva. Ricordiamo anche che ieri il ministro Urso è intervenuto al question time alla Camera e ha annunciato nessuna cassa integrazione e no chiusura dell'impianto di Genova. L'intervento pubblico ci sarà se dovrà essere necessario. Ecco, spiegaci un po' bene com'è la situazione in tal senso, Alessio. Allora, diciamo che rispetto a quanto era stato prospettato 3 settimane fa, ad oggi abbiamo scongiurato il ricorso alla cassa integrazione dei 650 lavoratori coinvolti nello stabilimento di Genova. 580 continueranno a lavorare sulle manutenzioni e sulla produzione della lacca, la banda stagnata, sospesa la linea di zincatura, e 70 saranno avviati e coinvolti in un percorso di formazione, e questo è un assetto che è stato garantito fino alla fine di febbraio, data dalla quale dovrebbe esserci l'esito per la gara pubblica dell'affidamento degli impianti. Noi abbiamo chiesto con forza che potesse essere invece data continuità a tutte e 2 le linee di produzione, quindi mantenere attiva anche la zincatura, e su questo ci siamo mossi. Nella giornata di martedì sono state delle continue interlocuzioni sia con la struttura commissariale che con il governo, che però non hanno portato a un passo in avanti rispetto a quello che ho rappresentato. Il presidente Bucci quindi si è rivolto ai
ai lavoratori per comunicare questa cosa nella serata di martedì, che è stato oggetto di un ennesimo corteo. Ieri sostanzialmente, oltre al question time al quale tu facevi riferimento, i lavoratori hanno mantenuto il presidio vicino alla fabbrica, e oggi è stato indetto lo sciopero generale della categoria dei metalmeccanici, quindi il corteo che è partito dalla fabbrica da Cornigliano fino qui alla sede della prefettura, dove sono giunti diciamo da una mezz'oretta circa. E dove ti trovi in questo momento sempre sulla notizia Sul Punto. Ecco, ti volevo fare un po' una domanda un po' politica. Sì. Questi scontri sono stati un po' alimentati anche da una frase che ha detto un segretario storico della FIOM di Genova, Grondona, ieri, una dichiarazione molto forte, ha detto: se ci dobbiamo picchiare con la polizia ci picchieremo. Ma poi stamattina anche il segretario generale della FIOM ha rincarato un po' la dose, attaccando il ministro Urso e il governo. Ecco, chiaramente la Regione Liguria sta dalla parte dei lavoratori e non vuole che l'ex Ilva chiuda Genova, e sta facendo sforzi enormi, si sta impegnando tantissimo in tal senso. C'è un po' di estremismo, io vedo che diversi sono quelli che scendono in piazza, poi usano violenza. Questa è una cosa che è assolutamente inaccettabile dal nostro punto di vista, e che, come dire, danneggia anche il comparto, i lavoratori, perché poi c'è sempre qualcuno che si inserisce nelle manifestazioni e che le usa e le utilizza per altri fini. Si può esprimere contrarietà di opinioni e di vedute, si può anche non condividere un'azione di governo, ma tutto deve essere sempre fatto con il massimo rispetto, magari anche in maniera dura e ferma, ma con il massimo rispetto. L'incitazione alla violenza, lo scontro fisico sono qualche cosa che assolutamente non ci appartiene, che condanniamo, del quale non solo prendiamo le distanze, ma chiediamo anche, voglio dire, che chi si pone in questo modo possa essere, se ce ne sono le condizioni, anche perseguito. Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro, perché hai tanto lavoro da fare come sempre, come ogni giorno, e ti salutiamo. Va bene? Ciao Alessio. Buona giornata, arrivederci. Ciao, grazie ancora al nostro consigliere regionale delegato allo sviluppo economico Alessio Piana, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano.